Ma a questo punto inviterei tutti i partecipanti a prendere posto. Siamo schiavi del tempo. E riavviamo i lavori con questa seconda tornata mattutina e con la prima relazione di Luciano Giacomelli, ex collega, funzionario della Soprintendenza ai Beni Culturali di Trento e quindi fa attività di tutela attiva. I suoi interessi di studio sono sempre stati prevalentemente indirizzati alla scultura e ricordo solo tra le numerose pubblicazioni i 2 volumi sulla scultura nel Trentino che sono stati curati anche con Andrea Bacchi. Mi fermerei qua e pregherei di rispettare i 20 minuti concessi. Hai questo? Funziona? Si sente? Le fonti archivistiche conservate in Trentino, ma questo forse non mi serve. Sentite? Le fonti archivistiche conservate in Trentino e quelle critiche sono pressoché del tutto silenti sulla storia dei pavimenti. Ad evidenza, molto probabilmente erano considerati settori rientranti nelle competenze dell'architetto o dell'altarista e quindi parte di un cantiere più ampio. Non molto più fortunati siamo sulle testimonianze dirette di questa non certo secondaria forma d'arte. Per lo più sono scomparsi i pavimenti lignei, i pochi rimasti si conservano nelle dimore private, mentre rimangono per la maggior parte nelle chiese testimonianze di pavimenti in pietra, pur se frammentati o talora sostituiti. Emerge in questo panorama piuttosto sconfortante il pavimento del santuario di Santa Maria Inviolata a Riva del Garda, tempio di ricchissima decorazione sia plastica, gli stucchi sono di Davide Reti, firmati e datati 1609, sia pittorica. Le cappelle infatti vantano tele di Palmalgiovane, di Pietro Ricchi il Lucchese, mentre per la scultura in bronzo del mondo si è già fatto il nome di Mattia Carneri. La costruzione della chiesa, sorta sul luogo dove esisteva un'edicola recante un'immagine affrescata e ritenuta miracolosa della Beata Vergine, opera del salodiano Bartolomeo Mangiavino, era stata voluta dal principe vescovo Carlo Gaudenzo Madruzzo, che a lungo aveva soggiornato a Roma, dove aveva fatto erigere a sue spese la cappella funeraria di famiglia in Sant'Onofrio al Gianicolo tra il 1605 e il 1605. Ai lavori contribuirono però con notevoli elargizioni il colonnello della Rocca, cugino Madruzzo, e la moglie Alfonsina Gonzaga. All'iniziativa del vescovo Madruzzo a Riva va collegato anche l'arrivo nella città dei Gerolimini, che arrivano nel 1611, evento di cruciale importanza per la storia del santuario e non solo, che testimonia dell'azione di rinnovamento della diocesi perseguita proprio dal vescovo Madruzzo, azione nella quale si inserisce anche questo pavimento che segue le disposizioni borromaiche nell'indicazione che vietava di usare materiali poveri nei pavimenti. Michelangelo Mariani, che edita il suo Trento con il Sacro Concilio nel 1673, scrive a proposito di questo pavimento: tutto di fini marmi, a vari colori, con 2 gran rose o stelle di vago artificio, l'una nel bel mezzo del tempio, l'altra alla prima porta. Il contratto per questo pavimento data al 1619. Fu realizzato da Cristoforo degli Benegnudi di Castione, un famoso centro che forniva di marmi gran parte dell'Italia settentrionale e non solo, su disegno, dice esplicitamente il contratto, però purtroppo il disegno non si è conservato, del pittore di corte Martino Teofilo Polacco, che fu l'autore di tutte le impegnative decorazioni murali della chiesa, eseguendole sia ad olio che ad affresco nella cupola e nelle cappelle.
La cultura largamente diffusa in Trentino in questi anni è quella più propria di Martino Teofilo, che era di origine fiamminga, ma che di formazione fu veneziano, palmesco. Veneziano sono, mi pare, anche i riferimenti possibili per l'impresa rivana, e tanto per fare un esempio ho messo almeno il pavimento di una delle cappelle, quella del Santo Nome di Gesù a Santi Giovanni e Paolo, e qui devo ringraziare Wolfgang Wolters per la ricchissima e preziosissima documentazione fotografica che ha messo a disposizione per tutti gli studiosi in occasione di questo convegno. Mi pare che sia abbastanza affine il modo di accostare le lastre in modo da ottenere vivaci effetti tridimensionali, effetti che variano a seconda del diverso punto di vista dell'osservatore e che vengono accentuati qui dall'uso diffuso di una pietra nera che si cava in Trentino, la pietra nera di Ragoli, alternata al bianco e rosso ammonitico di Trento con qualche inserto di Verdello. Nel corso dei secoli di questo secolo non si registrano testimonianze emergenti di pavimentazione. Predominano i pavimenti a mattonelli di pietra rossa e bianca, quasi sempre di estrazione locale, dalla cava di Pila in particolare nel Trentino, e quindi a costi certamente più contenuti. Il contesto culturale si rinnova completamente con la nomina a principe vescovo nel 1677 di Francesco Alberti Poia, una delle personalità più importanti per la storia dell'arte in Trentino. Il suo vescovado lascerà un segno profondo sull'aspetto della città, aggiornandone il volto in senso barocco. Si fa così strada, a partire dall'ultimo ventennio del Seicento, l'interesse per una decorazione più scenografica. Trova proprio nel Veneto, ma anche a Roma, linfa per i nuovi interventi. Una serie di piastrelle, ora conservate nei depositi del Museo del Castello del Buon Consiglio, era in origine i pavimenti, smembrati poi nell'Ottocento, di 2 camere situate nell'ala della giunta albertiana dello stesso castello. Lo stile mi pare sia evidente quello della maiolica candiana, cioè ci sono i soliti piccoli animali, le rose canine, i tulipani, i garofani, i giacinti, che ricordano la produzione veneta alla turchesca. Tanto per fare solo un velocissimo esempio, vi mostro Candiana, ora esposto al Museo Civico di Padova. La data di una delle piastrelle, 1688, chiama per l'appunto in causa il principe Francesco Alberti Poia, che si era fatto costruire ex novo la propria residenza al castello, quella famosa giunta albertiana, che è il corpo di fabbrica che permetteva di congiungere in un unico edificio il castello medievale al palazzo Clesiano. Con l'ascesa al soglio vescovile di Francesco Alberti Poia, il Trentino godrà infatti di uno dei periodi più fervidi culturalmente. Va detto che il vescovo aveva studiato a Roma nel 132, frequentando il collegio germanico sotto la guida di Bartolomeo d'Argento e studiando e divenendone anche amico, e con lui rimarrà sempre in corrispondenza, con il futuro Papa Innocenzo XI Odescalchi. Francesco Alberti Poia rimase a Roma per quasi 10 anni, tornandovi poi nel 1668 per questioni diplomatiche inerenti al suo predecessore. La piastrella quindi offre un termine certo anche per la costruzione del pavimento, per il quale credo il vescovo traesse anche ispirazione dalle pavimentazioni in maiolica blu che Bernardo nel suo appartamento nel Magno Palazzo. E quindi il pavimento rimane comunque testimonianza di quello che è il favore che seguirà tutto il vescovado di Francesco Alberti Poia, della coniugazione di modelli romani e formule venete. Una personalità come quella di Francesco Alberti Poia non poteva certo tralasciare di occuparsi di quello che era il maggior luogo simbolico della città, cioè della cattedrale. Qui il principe vescovo si fece costruire del tutto a sue spese, ci terrà a rimarcare molto spesso e a ridirlo nel testette, la cappella del Crocifisso, di cui benedisse la prima pietra nel 1682 e che fu vista appena ultimata nel 1688 dall'architetto svedese Nicodemus Tessin, che si fermò a Trento nel corso del suo viaggio in Italia e la descrisse, credo per primo, nei suoi resoconti di viaggio. La costruzione costò moltissimo, più di 100.000 tallari, impegnò i maggiori artisti dell'epoca, venendo a costituire in poco tempo il più importante complesso monumentale di età barocca in Trentino. Oggi sono purtroppo perduti buona parte degli stucchi di Gerolamo Liprandi, così come in seguito ai restauri ottocenteschi sono stati collocati in altra maniera gli ovali in marmo di Paul Strudel,
in origine posti all'interno delle tele di Carlotta, che tuttora ci sono, nonché le sue Maddalene e Veronica, e quindi ora la cappella ha definitivamente perso quell'esuberante mescolanza di scultura e pittura che la doveva certo rendere all'epoca costruzione del tutto originale. Francesco Alberti, del resto, dopo i molti anni trascorsi a Roma, aveva frequentato gli ambienti culturalmente più aggiornati, tessendo rapporti di amicizia che sono attestati dal suo epistolario, che ancora si conserva, con le famiglie più in vista dell'aristocrazia romana. Frequentava i Barberini, Chigi, Colonna, i Panfili e i Rospigliosi, e non era, credo, però neppure uomo da pagare e poi lasciare la responsabilità delle scelte artistiche a qualcun altro. E la cappella, esplicita affermazione di cultura barocca, originale interpretazione del bel composto berniniano, come abbiamo già scritto, è una sorta di interpretazione settentrionale di quanto lo stesso vescovo aveva ammirato a Roma. Il pavimento, come pure l'altare, è tutto rimessi di finissimo marmo, che con naturali colori delle pietre forma bellissime figure di fiorami e uccelli. Così le descriveva l'abate Fenaroli nel 1688, di passaggio a Trento nel suo viaggio di ritorno da Vienna, a proposito di questo pavimento. Pavimento mi sembra notevolissimo e che devo dire è stato, e ancora ringrazio Wolfgang Wolters, ma anche gli amici Massimo Favilla e Ruggero Rucco, fotografato proprio per questa specifica occasione, perché non avevamo ancora una documentazione completa del pavimento, nonostante l'avessimo di tutta la cappella. È notevolissimo, mi sembra, dicevo, non abbiamo analogie simili sul territorio trentino. È realizzato interamente con marmi locali, dalla lumachella all'ammonitico bianco di Pila, al mischio, al giallo di Castione o di Mori, al nero di Ragoli nelle Giudicarie, marmi che sono tutti indicati nel rilievo approntato dall'architetto Bugini del CNR del Politecnico di Milano, e che vengono sfruttate al meglio delle loro potenzialità mimetiche con finissime notazioni coloristiche degli eleganti intrecci dei motivi vegetali. Fa quasi da comune denominatore il nero di Ragoli, insistito nei contorni e nelle imbroggiature, che rendono perfettamente evidente la calligrafia del disegno, che proprio per questo, io credo, suggerisce l'invenzione di un architetto. E questa è la vera questione che sottopongo anche a voi. Mi chiedo cioè chi potesse all'epoca godere di tanto prestigio presso la corte vescovile da essere chiamato dallo stesso vescovo a fare per la sua più grande impresa. L'Alberti poi sapeva bene da chi farsi circondare. Nel suo entourage contava sul pittore fiemmese Giuseppe Alberti, pure architetto, che era stato a Roma nel 1676 e anche nel 77 e che comunque frequentava Venezia, la bottega di Liberi in particolare. In quello stesso torno di tempo poi era però appena arrivato da Roma, vi era stato nell'81, nell'83, nell'84 fino all'86, il trentino Jacopo Antonio Pozzo, un carmelitano con il nome di Fra Giuseppe da San Donato, in quegli anni attivo agli scalzi la chiesa carmelitana delle Laste di Trento, dove completa con l'apparato scultoreo l'altare di Carneri e dove aveva già eretto l'altare Simoncini, non così lontano nella sua definizione architettonica dall'altare della Cappella del Crocifisso. Vorrei precisare da subito che le carte d'archivio tacciono completamente su questi aspetti, che forse dipendendo esclusivamente dal vescovo non necessariamente venivano registrati nelle spese del capitolo. Certo, l'architetto dovette confrontarsi direttamente con il vescovo, al cui intervento credo possano essere scritte o dietro scritte quelle due teste di aquila inserite senza soluzione di continuità su due moduli decorativi serpentinati. Dico teste di aquila perché credo alludessero al suo stemma, così come ancora aquile sono scolpite nei capitelli dell'altare, così come aquile ci sono nei soffitti lignei della giunta albertiana e anche nelle decorazioni a stucco della stessa giunta, qui quasi disposte a guardia del sacello sottostante, destinato a conservare le spoglie mortali del vescovo e chiuso dal disco bronzeo dove sono incise le parole orate pro me e la
In questo caso il disegno non mi pare così facilmente apparentabile ad esperienze venete, ma qualche riferimento stilistico, che servirà comunque come punto di partenza, mi pare rintracciabile in opere romane di età barocca. Ad esempio, il serrato intrecciarsi degli elementi vegetali attorno al disco bronzeo trova qualche analogia in alcuni disegni di stoffe in particolare attribuiti alle botteghe degli epigoni di Bernini, motivi poi ripresi dai disegnatori più famosi di ornati all'epoca. Forse furono maestranze legate alla bottega dei Corbarelli ad eseguire e d'altra parte l'altare della cappella reca 2 pannelli con vasi di fiori ai lati del pagliotto, certamente opera dei Corbarelli, e sappiamo, e non è difficile provare, la conoscenza diretta tra Pozzo e Corbarelli, che con lui lavoreranno nel cantiere veronese e molto probabilmente anche in quello di Bolzano. Non escluderei però nemmeno una manodopera locale, in quanto a fronte della totale mancanza di fonti sappiamo che difficilmente i nomi di questi validissimi artigiani trovavano spazio nei contratti dell'epoca. Sono percorsi infatti ancora tutti da indagare quelli che riguardano le diramazioni e diversificazioni locali di patrimonio artistico proprio di commettitori e di intarsiatori. Ma se il nome di Jacopo Antonio Pozzo mi pare spendibile almeno come ipotesi di lavoro per l'invenzione del pavimento trentino, allora mi pare che il suo nome possa trovare qualche conferma per il cantiere della cappella di San Pantalone nella chiesa omonima veneziana, su cui abbiamo sentito ieri le interessanti argomentazioni di Paola Rossi. La proposta di Andrea Bacchi di assegnare a Pozzo l'altare della cappella di San Pantalone trova ulteriore avvallo anche dal confronto con la cappella stessa, che siamo intorno al 1710, dove la scelta cromatica dei marmi è comunque la stessa che a Trento, cioè il mischio di castione, il bianco e il nero, il grigio. E se a questo aggiungiamo che l'altare veneziano in San Pantalone è con tutta evidenza ancorato a modelli del Carmelitano e teniamo conto comunque degli anni che separano le due imprese, credo che entrambe le proposte possano trovare una validità laddove si veda il confronto con almeno 3 dei disegni di Jacopo Antonio Pozzo che vi propongo nella slide. L'ha già sottolineata rileggendo i suoi disegni alla luce delle molteplici declinazioni del barocco insite negli ormai conosciutissimi disegni di Shore, di Filippo Passarini o nei modelli perornati di foglie di accanto di Pietro Cerini. Le medesime caratteristiche naturalistiche ritroviamo in altri pavimenti di invenzioni di Pozzo. Lo vediamo nel pavimento di Bolzano, siamo intorno al 1710, certo coevo all'altare realizzato da Giovanni Battista Rangheri e probabilmente opera che vide all'attivo anche la collaborazione di lì, da poco attivi anche nel cantiere veronese. Del tutto affine, pur nella più limitata gamma cromatica, è la porzione di pavimento già fatta conoscere da Martina Frank come opera di Jacopo Antonio nella chiesa di San Bartolomeo a Venezia. Su queste linee si attesta anche il cantiere della chiesa carmelitana di Verona, lo vediamo qui. Antonio Pozzo fu il regista di questo cantiere. I nuovi documenti rintracciati da Francesco Girardi e pubblicati da Martina Frank lo attestano presente nel 1700, quando sotto un dettagliatissimo elenco delle pietre che dovevano essere usate. Vediamo che altrettanto precisa è la sua definizione di come doveva essere il pavimento presbiteriale, lo vediamo a fianco realizzato, e così come nelle cappelle, lo vediamo nella cappella di Santa Teresa, quello che resta del pavimento oggi, la chiesa è stata bombardata nel 1945, questo è quello che rimane, ma che mi pare sintomatico anche di possibili interventi ai gesuiti di Venezia da parte di Pozzo nella scelta bicromatica dei materiali. Nel Settecento anche il gusto per i pavimenti a terze geometriche, siamo nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Preore nelle Giudicarie, dove mi pare che il riferimento più vicino sia il pavimento di San Giacomo di Rialto. La chiesa di Preore risale alla fine del Settecento e opera di maestranze lombarde, ma l'altare maggiore venne acquistato nel 1804 dalla chiesa soppressa delle Salesiane di Rovereto e con l'altare dovette essere acquistato anche l'altare che ora fa bella mostra di sé nell'abside della chiesa. Suggerimenti di invenzione geometriche legati a esperienze approfondite anche seguì sicuramente Francesco Aredini, uno dei più abili architetti della metà del Settecento in Trentino,
Quella che vedete è la chiesa di San Martino, da lui interamente edificata e costruita intorno agli anni 40 del Settecento, distrutta da un bombardamento nel 45, ma di cui possediamo la documentazione fotografica nell'archivio della soprintendenza, che mi pare ben confrontabile con i pavimenti veneziani. Ancora con pavimenti veneziani è confrontabile un frammento di pavimento nella chiesa di Santa Maria Maggiore, opera ancora di Francesco Oradini. I disegni di pozzo per pedane e altari vengono seguiti dai Benedetti in tutta la bottega dei Castionesi, in Santa Chiara come a Limone sul Garda, di cui vedete l'altare. Un'opera particolarmente interessante è attuata nel 1737 da Teodoro Benedetti. Francesco Bartoli nel 1780 ne rimarcava la bellezza. Siamo nella chiesa della Santissima Annunziata. Sappiamo che dopo questo progetto di pavimento Teodoro ricevette numerose commissioni di pavimenti, alcuni anche descritti nei documenti, ora non ve li leggo, ma purtroppo documenti attualmente scomparsi. Ho saltato tutto, ma per finire ci sono arrivata. Siamo nel 1770, Marco Martini realizza il pavimento absidale della chiesa della Madonna del Monte a Rovereto. L'altare è di Giacomo Benedetti, quindi di molto precedente, ma sappiamo che il pavimento venne rifatto molti anni dopo in seguito all'usura dimostrata e all'epoca degli interventi pittorici di Orlando Fattori. Marco Martini era di Castione, era un lapicida di cui conosciamo solo un altare che è del 1776 con l'uso di una perfetta bicromia nera e bianca. Va detto però che nella chiesa di Baselga di Bondone ha scritto all'esecuzione di Marco Martini. In sintonia con il gusto del tempo, le decorazioni si fanno sempre più esili e leggere, prevale comunque l'uso tipico del marmo nero e direi che qui abbiamo la conclusione del momento della decorazione barocca in Trentino, che aveva avuto le sue manifestazioni più importanti nei pavimenti della Cappella del Crocifisso in Duomo e quindi dell'Annunziata. Grazie. Grazie per questa interessante. E passiamo alla prossima relazione, Margherita Sidesantini. Come fa? Posso avere questa? No. Docente di storia dell'architettura, prima a Padova, poi a Milano, è membro dell'ICOMOS. Sì, grazie. Sì, no. E si è sempre dedicata e studiata l'architettura palladiane, no? E poi Villa e Giardini, le relazioni reciproche Villa e Giardini. Ma cos'altro ricordare? Come pubblicazione forse più significativa, La Villa in Italia, 400-500, e ci parlerà di pavimenti e parterre, quindi i rapporti incrociati da Sebastiano Serlio a Francesco Mottoni. Grazie mille, cerco di stare nei tempi. Volevo un grazie veramente sincero all'amico Wolfgang Wolters per avermi invitato a parlare qui e per avermi un argomento che è tutt'altro che risolto. Quindi io presento tutta una serie di problemi. Avevo preparato una relazione un po' più lunga, cerco di sintetizzare, anche perché ieri sera, dopo aver riguardato le mie immagini e visto i meravigliosi giardini pietrificati, molti bellissimi, che ci avete mostrato ieri e ancora questa mattina, ho voluto aggiungere un po' di colore, quindi alla fine farò vedere delle ville vere con le aiuole inserite, ma la prima parte è così, io vado avanti. Di qua, allora corro un pochino e faccio, appunto, il mio intervento è diviso in due parti. La prima parte riguarda appunto le aiuole, l'evoluzione del gusto delle aiuole, il disegno delle aiuole, qualche riflessione intorno e la trattatistica, e finirò con la Francia per passare poi ai due esempi veneti. L'ipnerotomachia polifili. Conoscete tutti, ma non si può non cominciare dall'ipnerotomachia polifili a Venezia parlando di Aiuole e Giardini, il fantastico incunabulo, 1499, dove già si trovano molti, ovviamente è un giardino inventato, ma si trovano molti elementi
presenti anche nei giardini reali. E Sebastiano Serlio, quindi un passo avanti, 1537, il terzo libro di Sebastiano Serlio. Sebastiano Serlio è chiaro in questi disegni, sono per giardini, ma possono essere anche utilizzati per altri scopi. Vedremo poi come i riferimenti ai pavimenti, ai soffitti e ad altri saranno poi più espliciti. Sebastiano Serlio 1537, Sebastiano Serlio sempre, qui è il Tempio di Bacco, mi ha interessato molto questa tavola del Serlio, perché sotto mostra particolari dei pavimenti di questo edificio romano, e l'Orto Botanico di Padova, quindi ancora un passo avanti nel tempo, e un diverso tipo di giardino. I rapporti, come dicevo prima, come ho potuto in questo breve periodo, lunghissimo, perché è più di un anno che lo so, ma diciamo non ho trovato più di tanto sui rapporti diretti veramente espliciti, se non alcun riferimento vago, tra giardino e pavimento. Ma c'è giardino, e poi c'è una differenza fondamentale accanto a molte analogie, cioè un giardino ospita una materia viva, il fiore soprattutto, ma la vegetazione, meravigliosi come i pavimenti appunto petrificati, ma anche questo è un fascino, ma richiedono anche una funzionalità, bisogna raggiungere i diversi comparti a piedi senza pestare quello vicino e via dicendo, quindi bisogna tenere presente che il giardino, le aiuole del giardino sono vincolate alla cura delle fragilissime piante e alla loro conservazione e alla loro sostituzione. L'Orto Botanico di Padova. L'Orto Botanico di Padova è una tappa fondamentale. L'Hortus Sfericus, mostro qui, nell'edizione del 1591, ma l'Orto Botanico di Padova è il primo in assoluto, con quello di Pisa, si contendono per pochi mesi la priorità, Giardino dei Semplici universitario, dove le piante erano coltivate, soprattutto semplici, quindi piante medicinali al servizio della facoltà di medicina, erano coltivate per poterle riconoscere una dall'altra, per evitare frodi, eccetera. Quindi un orto scientifico, la bellezza c'entra moltissimo, perché i rettori botanico di Padova, molto orgogliosi di questa impresa che elevava l'Università di Padova a veramente università modello, hanno deciso, e le fonti insistono, di creare una bella fabbrica, e hanno chiamato a soprintendere, accanto ad Andrea Moroni, che si occupava anche contemporaneamente del Palazzo del Bo, che stava allora per essere ricostruito in un edificio unico, quello che conosciamo ancora oggi. Lo stesso Andrea Moroni seguirà i lavori dell'Orto Botanico di Padova, ma è Daniele Barbaro idea, e è un giardino che rappresenta un piccolo mondo, un mondo in miniatura, lo dicono. Questa è un'immagine del 1591, come dicevo, ma già il Trincavello, che fa una descrizione all'Università di Padova negli anni 50, quindi pochi anni dopo, parla del cerchio con quadrato inscritto, diviso in 4 quadrati, con quanti sono 2 quadrati? Con gli 8 rettangoli, che fanno in tutto 12, quindi un giardino con delle allusioni astrologiche, simboliche, che rinviano a che doveva contenere le piante medicinali all'inizio di tutto il mondo. Ancora l'Orto Botanico di Padova, i 4 spalti. Il Porro li chiama spalti, ma si chiamano anche arelle, si chiamano in molti modi diverse, aiuole solo un pochino più tardi, comparti e via dicendo. E il problema era di raggiungere, che le piante non invadessero quelle vicine, ma anche di raggiungere facilmente le piante per esaminarle, per curarle, per sostituirle. Quindi è un vincolo, ma come mi sembra di poter concludere, è molto simile a quelli adottati per i pavimenti. L'Orto Botanico di Padova è sempre lo stesso, questo sempre l'Orto Botanico di Padova, ma siamo alla metà del 600,
e è il Tommasini, l'immagine nel volume del Tommasini, mi sembra 1651, è interessante perché è stato costruito un muro, cioè è stato un problema, l'Hortus Sfericus doveva essere solo la parte centrale di un giardino molto più ampio, che aveva un labirinto, che aveva un ippodromo, secondo l'idea di Daniele Barbaro, ma poi in una notte sola, dicono le fonti, ripeto, a hanno rubato quasi tutte le piante appena piantate, per cui hanno deciso di creare un muro e di limitare la parte più preziosa e importante all'interno di questo muro. E l'Orto Botanico di Pisa, che è più o meno contemporaneo, però ha cambiato 3 sedi, mentre io naturalmente sono a favore di quello di Padova ha sempre la stessa sede e sempre lo stesso disegno, ma a parte questa osservazione in margine, l'Orto Botanico di Pisa ha cambiato le 3 sedi, la terza è degli anni 90 del 500, anzi mi sembra 1509, e c'è uno straordinario, non si può chiamare architetto, dopo torneremo, ad ogni modo, che disegna le aiuole, è il Casabona, e questo mostro solo 2 tavole di una serie di immagini, sono più di 400, che riguardano aiuole. Le parti verdi sono quelle dove si può camminare e il resto, non so se si riferisce ai colori delle piante, ma qui non sono fiori, sono piante medicinali. Orto Botanico di Pisa era anche lui, sono fantastici, e rinvio agli scritti di Lucia Giorgi Tomasi, che ha scoperto questo straordinario manoscritto conservato all'Università di Pisa. E ancora un'altra immagine, e ripeto, leggo le parole di Lucia Giorgi Tomasi a proposito. Abbiamo cominciato a occuparci più o meno parallelamente, io di Padova, lei di Pisa, e da allora siamo sempre state in strettissimo contatto, e proprio l'altro giorno mi ha dato alcune indicazioni bibliografiche e leggo da lei. E per quanto riguarda i disegni, sono soluzioni grafiche ottenute combinando con straordinaria inventiva il cerchio col quadrato ed altri poligoni regolari, alla cui base stanno quei ludi geometrici che con infinite variazioni compaiono anche in molti pavimenti, soffitti, tarsie marmoree e lignee, che fin dal Medioevo raccolgono composite eredità decorative di ascendenza non solo classica, bizantina, islamica, ma anche irlandese e mandalica. E avanti, qualche giardino che è pervenuto fino a noi. Sono pochi. Questo è il castello Ruspoli a Vignanello. C'è il castello. È importante ricordare che un giardino senza l'edificio non ha senso, e viceversa, e che molte, le aiuole, i parterre, soprattutto con l'andare del tempo, quelle più preziose, con i fiori più preziosi, sono fatte anche per essere viste dall'interno della casa. Quindi adesso in primo piano non abbiamo granché, ma eccolo qui. Questi sono rarissimi perché c'è ancora il bosso del 500. E ci sono all'interno lo stesso disegno e all'interno le iniziali della famiglia, dei committenti. Qualche osservazione in margine al rapporto tra giardini, pavimenti e disegni applicati anche, adattati anche per altre forme artistiche, gli uccelli. Naturalmente nei giardini c'è sempre la musica è in gran parte dovuta agli uccelli che vengono attirati dalle piante, le spalliere di agrumi e non solo, e naturalmente le uccelliere, e questo è solo per ricordare la presenza degli uccelli, è la ricostruzione da parte di Piero Ligorio dell'Orniton, l'uccelliera della villa di Varrone a Cassino, naturalmente immaginaria, però gli elementi vengono proprio dalla descrizione di Varrone, e la presenza delle uccelliere è determinante, come la presenza della musica realizzata anche con musicisti. Ma in giardino c'è la musica. Mostro ora qualche immagine tratta un po' liberamente dai giardini europei. Vredeman de Vries, credo che si pronunci così, è fiammingo, e scrive dei trattati in cui illustra giardini, e vediamo questi disegni sempre a base geometrica. Il castello di Heidelberg, un dipinto dei primissimi del 600, sempre con più o meno gli stessi disegni, e avanti ancora, questo è Böckler, Architettura curiosa nova, devo guardare il titolo se è giusto,
ma mi sembra di sì, architettura curiosa nova, mi sembra i primi anni del 600. Questi sono dei ninfei, ma la pavimentazione mi sembra che sia in accordo con gli argomenti che ci interessano. E avanti ancora ho trovato, purtroppo, non è neanche tanto a fuoco, ho trovato questo pavimento che è una cosa veneta, e è la grotta della villa Nichesola, o Nichesola, non so se Nichesola, come si dice, Nichesola, a Pontone, in Valpolicella. Io avevo studiato questa grotta tempo fa, ma non era ancora stato restaurato. Ho parlato con Giuseppe Conforti, che adesso abita proprio lì, e mi ha detto che mi avrebbe mandato, ma gliel'ho chiesto una settimana fa, ma la cosa interessante è che questo pavimento si trova all'interno della grotta affrescata da Paolo Farinati, e che è stato trovato un disegno, quindi il pittore, per il pavimento. Non ve lo mostro, bisogna immaginare, però vi mostro queste immagini. Siamo negli anni 90, fine degli anni 80-90 del 500. E poi avanti ancora, con tutta un'evoluzione che in parte ha luogo oltre Alpe, ma non solo, di disegni sempre più complicati, sempre più capricciosi, e Mollet, appunto, scusate, Boissot e Mollet. Mollet sono figure di, non Boissot è uno, ma invece i Mollet sono 3 generazioni di giardinieri che, come già prima i Francini, che sono fontanieri, i Francini toscani, che hanno seguito Caterina de' Medici in Francia, e per generazioni poi hanno lavorato nei giardini francesi, così i Mollet, Claude, André, Paul, eccetera, so, tanti, hanno lavorato e scritto non solo per i francesi, ma anche per la corte svedese e via dicendo, e hanno insistito soprattutto sulle aiuole prima del trionfo, appunto loro sono in una fase del trionfo del parterre en broderie, col quale chiuderò questo esame un po' noioso per le immagini così in bianco e nero, delle aiuole. Quindi Mollet, ancora un altro Mollet, questo mi sembra sia Claude, ma parlo così a braccio, ma cominciano dei disegni leggermente diversi da quelli che poi il labirinto, che naturalmente ha una diffusione continua e ininterrotta, non l'ho toccato prima l'argomento, e passiamo invece a Giovan Battista Ferrari, un nostro trattato. Giovan Battista Ferrari è un gesuita di origine toscana, mi sembra senese, passa poi a Roma e passa tutta la vita a Roma, opera per alcuni cardinali importanti, tra l'altro per i Barberini, quindi anche Papa, nel giardino delle Quattro Fontane, e scrive un trattato nel 1638, Flora, ovvero cultura di fiori, in cui presenta le immagini e modelli. C'ho ancora 5 minuti, 10? Sì, ho benissimo, sono sempre, non voglio strafare. Allora, leggo un attimo. Lui parla ovviamente del giardino in generale, come costruire un giardino, come trovare il sito, come ottenere l'acqua, eccetera, eccetera. Poi si sofferma e dedica alcune pagine commentando una per una, ma questo risparmio, dicendo anche il significato che hanno queste sue aiuole. Ma quello che dice, cito: apprestato e racchiuso che sarà in tal guisa il luogo per l'orto, uno che buono sia in disegnare saggio architetto di questa ingenua amenità, lo comparta diligentemente e misuri, formandone prima in carta uno schizzo con cui poscia il giardino si conformi e confronti. Faccia di cotali spartimenti molti disegni ed elegga il più vago, e dovrà egli però avere riguardo di non ristringere l'opera a guisa di ricavatore in figure di fogliami o simiglianti. Mi è sembrata una piccola critica nei confronti dei Mollet e Boissot, che già andavano spediti per quella strada, che abbiamo dell'angusto, scusate mi sono interrotta, a guisa di ricavatore in figure di fogliami o simiglianti che abbiano dell'angusto, perché riescono del tutto disadatte sia alla semente come alla cultura. Più leggiadramente imiteranno il ricamo gli stessi fiori, con la loro disposizione insieme e con la diversità dei colori. I ripartimenti già detti non siano sì larghi,
faccio un po' scorrere, che da sentieri che gli circondano non possa agevolmente arrivarsi a mezzo per cogliere i fiori o trarne le erbe e roncarle, né sì stretti che di pochi semi e piante siano capevoli. Pure chi, ad imitazione della natura che del poco si appaga, di pochi ma eletti fiori si contenterà, potrà anche i ripartimenti restringere con più spessi e ristretti viottoli, come in piacevoli ed intriganti labirinti. I sentieri larghi men di 2 palmi non siano per potervi camminare senza offesa o intoppo delle vicine piante. Dovranno però esservene alcuni via più larghi e saranno quelli che si incrocicchiano nel centro e quelli da cui presso la siepe il giardino è recinto, per quali non solo saprà passare, ma i vasi da fiori con buon ordine collocare. E basta, mi fermo qui e procedo con l'esame. Questo è sempre il Ferrari, per Ferrari, che conclude col labirinto, appunto sempre valido, ma non mi addentro, il Ferrari che allega alla sua flora una parte dedicata agli agrumi, e come sappiamo gli agrumi a partire dai primi decenni del 600, ne parla già Vincenzo Scamozzi, diventano uno degli elementi fondamentali dei giardini veneti, e tra l'altro le spalliere di agrumi vengono di Fiandra e attirano anche gli uccelli. Quindi vedute di giardini veneti, le aiuole sono sempre vicino alla casa, la parte più delicata, la parte protetta da un muro, ma a volte sono anche giardini segreti, protetti da un muro, devono essere visti anche dall'alto e devono garantire le belle vedute, che sono una specie di ossessione, costruendo una villa in siti come questa Sant'Anna Morosina, Villa Morosina e Sant'Anna Morosina, che di bel paesaggio aveva il profilo delle Alpi in lontananza, e solo quello. Ancora, questo è ancora un Mollet, quindi torniamo, generazione successiva al Ferrari, torniamo in Francia, l'evoluzione del parterre en broderie e il richiamo, e questo è Israël Silvestre, Vaux le Vicomte, 1661. È importante perché dopo il parterre diventerà ancora più complesso e vedremo, eccoli qua. Allora, concludo questa parte con, com'è che si chiama di nome? Antoine-Joseph Desailly d'Argenville, che è il grande interprete ma anche divulgatore. Lui dedica un capitolo della sua La théorie et la pratique du jardinage, uscita la prima edizione nel 1709 e poi una fortuna immensa, tradotta in molte lingue, e diventa proprio il manuale per chi vuole costruire anche piccolo un giardino che ricordi alla lontana Versailles. E ci sono i testi di accompagnamento che vi risparmio. Faccio scorrere un po' perché mi sembra che i rapporti con i meravigliosi pavimenti che abbiamo visto, 5, allora faccio scorrere, sono le tavole da Deserter à l'angloise, all'inglese, che essendo per lo più prato è molto più economico e facile da gestire. Parla anche di parterre en broderie molto piccoli per giardini privati, e sono questi. E passiamo, questo è il giardino Villalante a Bagnaia, l'ultima terrazza, dove è stato sostituito il meravigliosi parterre rinascimentali dalle spose di 2 fratelli Lante della Rovere con parterre en broderie. E poi passiamo alle 2 ville che hanno anche delle aiuole venete, sulle quali mi soffermo in questi 5 minuti. Villa Barbarigo a Valsanzibio. Veduta generale, primo piano il bagno di Diana, e è su quello che mi soffermo un momento. È una grande porta d'acqua, è un elemento molto interessante, e è un rilievo una mappa dei beni inculti, la domanda di derivazione d'acqua al provveditorato ai beni inculti da parte dei Barbarigo, 1678. Il giardino non è ancora completo, e anche qui vediamo di nuovo il giardino completo dall'alto e il padiglione, il bagno di Diana. Il bagno di Diana, dei pavimenti non sono, a mio avviso, così, io le foto le ha fatte un fotografo, ma ci sono anche i pavimenti dei padiglioni da giardino da studiare. E poi c'è questo rapporto straordinario interno-esterno che vediamo
senza nessun commento. Sono 3 piani, perché c'è il piano terra, c'è il primo piano e il secondo piano. Dicevo che guardare dall'alto il giardino, soprattutto prima che venissero piantate e crescessero così le piante ad alto fusto di Villa Barbarigo Val San Zibio, era uno degli intrattenimenti più interessanti. E poi qui si riunivano a discutere, ecco. E quindi una veduta del giardino come è la veduta ideale del bagno di Diana. Mi vorrei soffermare, adesso vi faccio vedere una cosa che è inedita. Sulla destra vedete il bagno di Diana di faccia, perché questo è i particolari che si vedono intorno, sono particolari che sono all'interno del giardino, si vedono non frontalmente ovviamente, e quindi sono riportati così a una cupola con un globo dorato e con una figura sopra. Non c'entra coi parterre appunto, ma eccolo qua il bagno di Diana come oggi. La cupola è stata costruita ed è crollata nel 1700. Non è stata inserita nelle vedute a stampa del bagno di Diana pubblicate nel 1702 da Rossetti. Però qui vediamo un disegno, c'era anche un disegno completo, non importa, ma vediamo il particolare, c'è la cupola e sopra il globo e una figura alata. Probabilmente era in lamiera e ruotava, perché è la figura della Fama che ruotava. Ma tutto questo complesso, da chi è stato costruito e a cosa ci ricorda? A me ricorda la punta della dogana, e chi si occupa? Il figlio di Giuseppe, siamo poco dopo il 1677, e quindi mi sembrava una cosa da farvi osservare. E la fama e il tempo. Ovviamente la fama e il tempo sono i 2 elementi che fanno sì che il giardino diventa una celebrazione dei proprietari. Purtroppo le piante no. Alcuni particolari, ma molto svelto, questo sempre, sono tutti inediti, del giardino di Villa Barbarigo a Val San Zibio, e il labirinto e un aiuole. E poi l'ultimo, scusate, ma ancora 2 minuti ce l'ho? Sì, l'ultimo sono le ville Trissino a Trissino. Questo è troppo bello, non si può non fermarsi. E sono 2 ville, la prima, la più alta, Villa Superiore e Villa Inferiore. Concluderò con la Villa Inferiore, quindi la vedrete dopo, che è stata distrutta da un incendio a metà 800 e oggi è una rovina pittoresca. Ma passiamo alla Villa Superiore. La Villa Superiore, antichissimo castello, ristrutturato in vari momenti, al ritorno dal viaggio a Roma di Francesco Muttoni, siamo 1709, torna dal viaggio a Roma 1708-9, Francesco Muttoni riceve anche un importante riconoscimento ufficiale, non mi ricordo il nome esatto, ma un riconoscimento dalla città di Vicenza, e ha molti committenti e è molto attivo in questi anni, e tra l'altro viene chiamato dai Trissino per ristrutturare la Villa Superiore di Trissino a Trissino. Mi soffermo solo sulla parte in basso, da sinistra a destra, perché fa moltissimi studi, qui non li posso mostrare tutti, naturalmente non è l'argomento, ma su questo asse che congiunge la corte di fronte all'ingresso del palazzo. Cioè prima di tutto Muttoni apre a 360 la cima del colle, fa una cosa incredibile, per cui la vista ruota a 360 gradi attraverso una serie di passeggiate, eccetera. Ma ristruttura questa parte. Da una parte c'è il portale famosissimo che porta su e giù, molto articolato, e dall'altra parte c'è il belvedere con meravigliose aiuole. Eccole qua le aiuole e il belvedere. La villa è stata poi completata da Dal Pozzo dopo la morte di Muttoni 1747, però vediamo l'asse, il viale delle Cedrare, a sinistra all'inizio c'è il portale, a destra il belvedere con le aiuole. Qui vediamo uno degli schizzi, ma sono questi, li ho pubblicati, e questo è un particolare di come oggi, certo che è deludente rispetto ai vostri pavimenti, perché il verde, la parte vegetale non esiste, ma il disegno è straordinario. Questo purtroppo è un brutto, è presa da una diapositiva, non ho fatto rifare l'immagine dal disegno originale recentemente, però è esattamente il modello. E qui avanti ancora il belvedere della Villa Trissino a Trissino, con le 4 aiuole e tanti altri particolari su cui non mi soffermo, il portale di ingresso che è uno dei capolavori del Rococò, e avanti disegni alternativi,
alternativi di Francesco Muttoni. Questi sono tutti in collezione privata e li ho in parte pubblicati, ma questa è straordinaria, sta per uscire il volume, perché fa vedere il rapporto tra interno e esterno, i belvederi, tutto studiato da Francesco Muttoni, e i belvederi, appunto i poggioli, che permettono di guardare fuori e di collegare questo belvedere che si apre appunto a 360 gradi su tutto il paesaggio. E volevo arrivare a questo, scusandomi per le brutte immagini, non sono riusciti a mandarmi ancora quelle a colori, ma sentendo Colta Gaspari c'è una raccolta Muttoni, Muttoni l'ha lasciata alla sua città natale, sul lago di Como, a Porlezza, e qui sono più di 200 disegni, sono stati pubblicati in bianco e nero e ho preso da Natalia Grilli negli anni 90, ma spero di tornare, almeno per la parte che riguarda i pavimenti. È una summa dell'architettura dell'epoca che lui lascia per i giovani che si formeranno. Qui ci sono 49, ma io ve ne mostro solo 9 modelli di pavimenti. E concludo con un disegno, mentre quelli erano disegni in bianco e nero, concludo con la villa inferiore Trissino a Trissino, come oggi la villa bruciata, una rovina pittoresca, il grande parterre a Prato, ma l'ultimo, eccolo, basta, finito, va bene, sì, e questo che devo ancora decidere dove pubblicare. È interessanti anche i numerosi inediti che sono annunciati. Chiude questa mattinata Wolfgang Wolters, mi sono un po' imbarazzato a presentarlo. Docente a Monaco e Berlino, ha lavorato in soprintendenza negli anni della sua gioventù, la soprintendenza della Baviera, ha lavorato nella soprintendenza della Baviera, anche lui è nato come funzionario di soprintendenza, ma in ogni caso è notissimo, grande studioso di architettura e arte veneziana. Ricordo solo il catalogo fondamentale sull'architettura gotica veneziana fino agli ultimi lavori, impegni su Palazzo Ducale e la chiesa di San Marco, apparentemente delle guide, ma in realtà dei veri e propri studi riassuntivi di carattere critico. E lo ricordo anche come complice, forse, mio complice, siamo stati complici assieme quando aveva i compiti e svolgeva qualità di consulente scientifico di alcuni tra i più importanti comitati che si sono occupati, si stiano occupando per comitati stranieri per la difesa e il restauro di Venezia, e ricordo con piacere, ecco, l'ultimo grande lavoro che abbiamo fatto insieme, che è stato quello del restauro, che ha consentito il restauro della Chiesa dei Miracoli. 20 minuti. Comunque, 20 minuti. Cari amici e colleghi, signore e signori, molti dei pavimenti veneziani in opus sectile o eseguiti nella tecnica del commesso arricchiscono le chiese. Nei palazzi, invece, l'uso del marmo e delle pietre nei pavimenti è in genere limitato ai soli pianerottoli delle scale, come nel Palazzo Pesaro, o rare volte, come sempre in Palazzo Pesaro, al suolo del portico del pianterreno. Gli ambienti abitati tutto l'anno, sia per ragioni climatiche che di natura strutturale, sono dotati di pavimenti alla veneziana. Lo stesso vale per le sale e le stanze del palazzo pubblico, chiamato anche Palazzo Ducale. Solo sui pianerottoli della Scala d'Oro e quella del primo Seicento, che dal cortile conduce alla sala dello Scrutinio, è stato scelto il caratteristico repertorio creato per piante quadrate con gran varietà di stelle usate anche in altri contesti e o forme simili.
Un fragile pavimento alla veneziana realizzato sui pianerottoli non avrebbe retto al passaggio di tanti personaggi che volevano raggiungere la loro destinazione. Che i nostri pavimenti potevano far gola persino a Prinz Karl von Preußen quando si faceva costruire dal grande Schinkel un suo casino a Glienicke tra Potsdam e Berlino, è provato da alcuni pavimenti tolti, mi si dice, a Venezia da qualche scalone. Detto questo, non sorprende che lo Scamozzi, nell'idea del 1615, prescriva l'uso del marmo per i piani o riposi. Come le pitture delle loro volte, solo scendendo le scale i disegni dei pavimenti sono leggibili. Non sapremo però mai quanti siano inciampati ammirando tali ornamenti. Era inveterata politica delle scuole grandi utilizzare l'arte, compresa naturalmente l'architettura, quale le loro pretese nell'equilibrio della ben ordinata Repubblica. Le scuole grandi della carità, alla sinistra, col pavimento disegnato da Bernardo Maccaruzzo, della Misericordia, disegno del pavimento di Giovanni Bonazza, a destra dopo il trasporto, e di San Giovanni Evangelista, disegno di Giorgio Massari, nell'affidare l'incarico ad architetti o scultori di fama di disegnare pavimenti per le sale delle loro riunioni, hanno preso le distanze dalle scelte molto meno spettacolari e meno costosi del governo secolare per le scale del Palazzo Comunale. Significativa è la scelta della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista di separare lo spazio riservato ai confratelli, quello disegnato con certezza dal Massari, da quello dell'altare, anche con una decorazione del tutto diversa del pavimento. Vedere un'analogia con le navate delle chiese e i loro cori, queste cappelle, non mi sembra una forzatura interpretativa. Piacerebbe sapere se la scelta della Scuola Grande di San Marco di realizzare un pavimento alla veneziana sia nella sala grande sia in quella dell'albergo al primo piano non fosse servita per ribadire ulteriormente la sua distinzione dalle altre scuole grandi e nel contempo per confermare la sua più volte affermata vicinanza al governo della Repubblica di San Marco. Il Caravia avrebbe forse applaudito per questa scelta di un elemento tradizionale non tanto costoso, non tanto lussuoso, quanto un pavimento in opus sectile. Come spesso accade di constatare, la realtà appare ben più complessa dei risultati delle nostre interpretazioni. Alcune sale della Scuola del Carmine, eretta dall'inizio del Seicento, sono nobilitate da pavimenti particolarmente ricchi. Baldassare Longhena e Antonio Gasperi, avendo contribuito alla costruzione dell'edificio, potrebbero aver fornito disegni per questi pavimenti. La paternità di tali manufatti è ancora aperta, ma appare evidente l'ambizione dei committenti risultante dalla scelta di una pavimentazione alla scuola grande. Vorremmo sapere di più sui messaggi visivi trasmessi dai pavimenti. È stata descritta e analizzata una dimensione definita gesuita nelle scelte, incluso il pavimento, quest'ultimo realizzato intorno al 1720, forse su disegno di Giovanni Battista Fattoretto, per la decorazione di Santa Maria dell'Assunzione, vulgo i Gesuiti. Per l'arredo liturgico cinquecentesco di San Salvatore è stata notata una preferenza dei nobili per sculture, mentre i cittadini, finanziando altari, avrebbero puntato sui dipinti. L'insistere sulle pitture caratterizza anche la politica delle immagini
attraverso gli altari eretti dalle scuole grandi, eretti da cittadini nelle chiese. Nella stessa chiesa di San Salvatore troviamo in un luogo privilegiato la tomba sotterranea del cittadino mercante Bartolomeo Pontempelli da Brescia, detto del Calice, risalente al 1567, ornata in superficie da un ricco pavimento in opus sectile. Gli autori ancora ignoti dei due pavimenti tra la tomba Pontempelli, quella che vedete, e la databili, credo, prima del 1603, hanno avanzato una proposta molto interessante, stranamente non seguita a quanto vedo sul come organizzare la disposizione delle tombe nei pavimenti di una chiesa. Il pavimento delle navate nelle chiese del Medioevo e nel primo Rinascimento veneziano è stato interrotto dalle lastre tombali collocate secondo criteri vari, seguendo decisioni individuali. Erano cimiteri tutt'altro che ordinati. In alcuni casi ne risultarono persino tensioni tra la, cito, bellezza di un pavimento dalle forme semplici ed il, cito, disturbo arrecato dall'inserimento di una lastra tombale. Il caso di San Michele in Isola, dei primi del Cinquecento, non sarà stato l'unico e può dare un'idea del problema. La soluzione scelta a San Salvatore non ha avuto seguito. La necessità sentita dai responsabili, tutte le chiese veneziane, è stata risolta combinando il bello con l'utile. Un esempio ne è il pavimento di San Niccolò dei Tolentini alla sinistra, composto da ottagoni rossi e bianchi con inserite fave più piccole di pietra nera. Questo pavimento accoglie in tutto 109 tombe di ugual forma, sia di nobili che di cittadini, disposte simmetricamente. L'invenzione o un disegno per questa potrebbe essere attribuito allo Scamozzi, coinvolto a partire dal 1591 nella costruzione della chiesa, ipotesi per la quale però mi mancano del tutto argomenti stringenti. A destra è una delle cappelle che ho aggiunto per riempire lo spazio. Più tardi anche i pavimenti nelle navate di altre chiese veneziane, tra le quali San Pantaleon, Santa Maria della Fava e i Gesuati, vennero disegnati inglobando una sequenza regolare di tombali, da vendere o da tenere in riserva. I motivi scelti per tali pavimentazioni vanno da quel che chiamiamo rapportmuster tradizionale a reti costruiti da nastri intrecciati e piegati quasi sempre ad angolo. A San Marcuola, purtroppo per la resistenza di una persona, non sono riuscito a fare delle foto, ne risulta una superficie della navata che ha del labirintico, sviluppandosi senza inizio e senza fine, indipendentemente dai vari ingressi alla chiesa. La suddivisione della superficie con reticoli potrebbe ricordare persino l'organizzazione dei parterri nei giardini. Ne abbiamo visto tanti esempi, abbiamo imparato tutto quel che era da imparare, come quelli proposti dal Ferrari nel 1638 o le tante transenne dei balconi dei palazzi veneziani del 5 o del 700. Detto questo, notiamo che il pavimento dell'ottagono sotto la cupola centrale della chiesa votiva di Santa Maria della Salute, eretta sui disegni di Longhena dopo la fine della peste, non corrisponde al vocabolario usato per i pavimenti nelle navate delle chiese veneziane. Il pavimento particolarmente ricco, steso intorno alla cinquecentesca tomba sotterranea del Pontempelli che abbiamo visto, nella crociera e sotto la cupola davanti al coro di San Salvatore,
interrompeva il pavimento della chiesa segnando un luogo particolare di una tomba. Un pavimento altrettanto ricco come quello di Santa Maria della Salute, ma stilisticamente assai diverso, orna uno spazio della chiesa votiva del Redentore alla sinistra, eretta sui disegni del Palladio dopo la cessione della peste. Spazio riservato all'elite del governo repubblicano durante le celebrazioni annuali della messa di ringraziamento. Edifici a pianta centrale a Venezia non erano graditi a molti per ragioni che qui non occorre ripetere, sono ragioni ben note. Il perché della scelta di un pavimento ricco per il triconcio della chiesa disegnata dal Palladio e uno molto meno ricco per la zona riservata alle autorità durante le celebrazioni nella chiesa di Santa Maria della Salute disegnata da Longhena, hanno bisogno di una spiegazione. Non era solo una scelta artistica. La realizzazione delle proposte per i pavimenti delle cappelle usate per la sepoltura del committente e dei suoi vicini non poteva essere fatta senza l'assenso di chi aveva ordinato l'insieme. L'incarico dato agli scultori o architetti di inventare e disegnare un altare è anche il frutto delle volontà di quel che chiamiamo gusto di un individuo. Di conseguenza i pavimenti delle cappelle di San Pantalon, degli Scalzi o di San Niccolò del Tolentino sono parte integrante del loro arredo liturgico. Uno dei problemi di chi se ne occupa sta nella difficoltà di individuare argomenti validi per un'attribuzione dei pavimenti, se non si ha la fortuna di conoscere i documenti d'archivio pubblicati purtroppo solo rarissime volte. Il committente potrebbe aver contribuito scegliendo da varie proposte, come possiamo dedurre da alcuni disegni del Gasperi che abbiamo visto, che propongono soluzioni alternative o puntando talvolta su materiali inconsueti come la pietra gialla della Cappella Foscari ai Tolentini per le balaustre ed elementi delle pareti. Notiamo inoltre una specie di basso continuo nella storia dei monumenti e delle cappelle sepolcrali. La scelta della pietra nera combinata nelle tombe con i loro pavimenti di fronte agli altari e in altri elementi col marmo bianco. La tomba dei dogi Lorenzo e Girolamo Priuli in San Salvatore o la sala al pian terreno della scuola di San Gerolamo ne sono esempi. Altri monumenti sepolcrali facilmente aggiunge all'elenco. Nel caso della tomba Priuli, il pavimento steso davanti al monumento parietale definisce l'estensione della cosiddetta cappella Priuli ed è consono nei suoi colori bianco e nero con il resto del monumento. Assai raro invece è un genere di pavimento disegnato bianco in bianco che troviamo in una delle cappelle laterali di Santa Maria Formosa, tecnica che conosciamo per fare un solo esempio dalle lastre cinquecentesche disegnate dal Sansovino accanto all'altare della Cappella Baruer in San Francesco della Vigna. Sappiamo dal Serlio e da documenti d'archivio cinquecenteschi che tra i compiti dell'architetto entrava il riuso di materiali conservati in casa o nei magazzini del committente, come colonne, capitelli e marmi di varie forme e qualità, non di rado risultanti dallo smontaggio cauto di un edificio da sostituire. Marmi preziosi erano da secoli l'oggetto del desiderio di molti collezionisti e potrebbero aver avuto in alcuni casi un ruolo non marginale nelle scelte dei materiali e, di conseguenza, anche dei colori di un pavimento. Sembra che persino Jacopo Sansovino, per la loggetta eretta per i procuratori de Supra sulla piazza San Marco ai piedi del Campanile, avesse dovuto fare i conti con materiali disponibili immagazzinati dai procuratori di Supra.
Sono, è vero, documenti tutti del Cinquecento, ma è poco probabile che nei secoli successivi non ci fossero documenti altrettanto significativi. Gli esperti ne conosceranno più di uno. Notiamo in alcuni monumenti delle rassomiglianze molto strette tra i motivi di alcuni dei loro pavimenti, scelte che richiedono una spiegazione. Un esempio è la proposta per il pavimento del coro della Chiesa degli Scalzi, avanzata da Giuseppe Pozzo con un bel disegno. Il pavimento del coro di San Niccolò al Lido, a destra, è quello quasi identico della Cappella del Santissimo nel Duomo di Chioggia. I pavimenti non venivano percepiti di fronte, anche se venivano disegnati come i soffitti plastici e come lo dimostrano non solo i disegni del Gasperi, in orizzontale sul tavolino. Per i soffitti si possono citare il ben noto disegno del Sorte per il soffitto della Sala del Senato in Palazzo Ducale, realizzato dopo il ed il meno noto disegno per la Cappella del Rosario fornito da Antonio Palma nel 1608 alla sinistra. Chi entra in chiesa percepisce i pavimenti, e non solo quelli della navata, come un susseguirsi di prospettive e o immagini. Queste prospettive che guidano l'occhio e contribuiscono ad organizzare lo spazio erano particolarmente care ai pittori come il Tintoretto. In alcuni casi il regista ha preparato crescendi legati alle funzioni specifiche dei luoghi. Questa sequenza, forse si dovrebbe dire questo salto, è particolarmente evidente nella Chiesa del Redentore, nella quale la processione solenne si avvicinava al coro camminando su un pavimento tradizionale della navata composta di quadroni rossi e bianco. Lo spazio davanti all'altare era riservato agli altri ranghi della Repubblica, nobili e nobilitato, e qui la parola ulteriore significato, da un pavimento ricchissimo e del tutto inconsueto. Questo salto dalla navata al coro, sottolineato dal pavimento, conferma l'analisi del percorso visivo dall'ingresso al coro proposto dal Wittkower. La diversità tra il pavimento della navata e di quello antistante o retrostante l'altar maggiore era la regola e valeva persino per non poche delle cappelle laterali. Ne sono esempi particolarmente belli le due cappelle laterali di San Giovanni e Paolo, quella del Sacro Nome di Dio alla sinistra, detta ora di San Salomonio, e quella di San Domenico alla destra. Tutte e due sono divise da una bassa balaustra in uno spazio più ampio destinato al popolo ed uno più ristretto antistante l'altare riservato al prete che celebra le messe. Nei pavimenti questi spazi sono differenziati chiaramente da vari modi di decorare, diversità che suggeriscono al visitatore una condizione gerarchica. Siamo abituati, parlando dell'architettura, di trattare anche dello stile dell'edificio o dello stile individuale dell'architetto. Non di rado i silenzi dei trattatisti rappresentano una vera sfida per lo storico e ci sono silenzi che si fanno sentire. Lo Scamozzi, che si ritiene l'autore di più di un pavimento, nell'idea del 1615, tratta il nostro tema nei capitoli che è riuscito a finire e a pubblicare solo in forma frammentaria. Qualcosa si riesce ad estrapolare con le riserve del caso, leggendo quanto scrive sui soffitti. Cito alcuni passi che potrebbero aver mutatis mutandis anche dedicato ai pavimenti. Abbiamo sfondi di varie grandezze e forme come quadre o alquanto più lunghe, tonde, ovate, ottofacce e simili, disponendo però sempre nel mezzo le forme maggiori e anche quelle che sono più
Nei luoghi grandi le forme dovrebbero essere corrispondenti al luogo. Dovrebbero inoltre essere possibili dice, considerare in un'occhiata solo l'insieme. Altrimenti l'opera diviene come spezzata, richiesta che nei soffitti grandi come quelli di Palazzo Ducale sorprende. Le forme dovrebbero essere inoltre proporzionate al luogo e agli ordinamenti della fabbrica. Riferendosi a esempi della Roma antica, grazie, tempo scaduto, con la forma viva, poi sì, mi prendo, sì, hai ragione, sì. Essendo troppo preso dall'argomento si va tranquillo. Riferendosi a esempi della Roma antica e a sue proposte non specificate, che rimangono tutte da identificare come, dice, logge, sale e stanze di privati, conclude, cito, i professori non avrebbero offerta regola alcuna. Siamo un'altra volta lì. Come già nel secolo precedente, vi era chi intendeva colmare la lacuna lasciata dallo Scamozzi. Nel 629 Giuseppe Viola Zanini, alla vostra destra, la foto, dava alle stampe un suo trattato. Parlando dei pavimenti si limitava a pochi accenni, menzionando il pavimento famosissimo del Duomo di Siena, la tecnica da usare per trasferire il disegno eseguito su carta, i terrazzi battuti, i mattoni e la pietra bianca per gli ammattonati. Per rendere utile il suo testo, Magrolino, per quel che riguarda l'opus sectile, ha aggiunto alcuni disegni con proposte che dovevano soddisfare i bisogni di chi avrebbe avuto difficoltà nel trasferire testi in immagini e disegni. Fornendo modelli ha seguito l'esempio del Serlio e del Rusconi alla vostra sinistra nell'edizione del 90. Questi disegni dimostrano quanto la tradizione del pavimento all'antica fosse ancora viva e valida. Disegni come quelli proposti da Viola Zanini li troviamo in gran numero anche nei secoli post-rinascimentali nel Veneto. Un caso di particolare difficoltà presentano le date dei tanti restauri eseguiti prima dell'Ottocento del pavimento medievale di San Marco e non solo quello nel braccio sud davanti alla cappella di San Clemente. Le proposte per questi inserti, spesso particolarmente virtuosistici, vanno dal 4 al 500, ma non escludo più una data anche posteriore, e dopo quel che ha detto Cagnato all'inizio sono quasi sicuro. I giochi prospettici nei pavimenti veneziani del Cinquecento mi sembrano meno spettacolari e meno sofisticati che non questi restauri marciani. Diversamente dalla Francia ed anche dalla Germania, manca del tutto una trattatistica italiana con proposte o documentazioni degli interni delle chiese e dei palazzi con i loro pavimenti. Francesco Maria Preti limita a criticare nel campo dell'architettura eventuali, dice, capricci. E qui torna in mente la critica delle grottesche dei Vitruviani e critica anche i raffinamenti. Per riconoscere lo stile dei nostri pavimenti conviene in un primo luogo registrare la suddivisione delle superfici e in seguito individuare la scelta dei motivi che riempiono le superfici, tenendo conto dei materiali e con questo dei colori. Ricordandoci di quel che lo Scamozzi aveva scritto, scopriamo per quel che riguarda le grandi linee della suddivisione della superficie un filo diretto che corre dalla cappella di San Atanasio alla vostra sinistra, di San Zaccaria, realizzata intorno al 1595, alla cappella del Rosario di San Giovanni e Paolo del 1594. Alla cappella ora dedicata al Beato Salomonio
nella stessa chiesa domenicana. Il termine barocco per la suddivisione della superficie dei pavimenti appena citati non corrisponde a quel che nell'architettura si chiamerebbe una pianta barocca. Questo modo di suddividere la superficie si presta a riferimenti alla struttura o agli elementi verticali delle pareti, siano pilastri o gradazioni nella parete stessa, ma funziona tanto bene all'attacco con pareti senza graduazioni. Svolge in questi casi un ruolo non dissimile da molti soffitti cinquecenteschi e non solo quelli di Palazzo Ducale, i quali nella loro struttura simmetrica dominano la nostra percezione degli spazi organizzati da pitture sulle pareti di misura variabile. Salto un po', anche come al solito esagero con tutto quel che vorrei trasportare. Uno dei capolavori, e poi finisco presto, uno dei capolavori tra i pavimenti realizzati è quello della Cappella di San Domenico in San Giovanni e Paolo. Nel 1722 venne approvato un suo modello senza fare il nome del suo autore. Potrebbe essere stato un disegno colorato. Nel 1700, dopo vari problemi costruttivi, entrò al Gasperi nella realizzazione della cappella e potrebbe anche aver usato un'invenzione del suo predecessore. Un primo strato è un reticolato di tondi concatenati con al loro centro una pietra nera e lastre ottagonali con i quattro lati diagonali leggermente incurvati intorno ai tondi. Questo reticolo copre tutta la superficie accompagnata da una cornice semplice, lineare, senza ornamenti in quattro colori. A differenza di tutti gli altri pavimenti veneziani, l'autore del disegno ha coperto per l'occhio il centro del pavimento con un rosone dalle forme geometriche e così copre sempre per l'occhio il reticolo sottostante, riprendendo nel contempo con il suo contorno giallo alcune delle forme del reticolo stesso. Un'invenzione spettacolare che introduce la finzione di una stratificazione. Il Serlio avrebbe detto di una cosa mobile. Il rapporto stretto con l'andamento delle pareti di certo non basta per attribuire tale opera al Tirali. La conclusione della Bassi taglierebbe la testa al toro. Forse il Tirali fu incaricato di realizzare il progetto del Gasperi, ma di tutto questo impareremo molto di più quando saranno pubblicati gli atti. Questi cappelle salto e vado avanti. Concludo con un augurio, una proposta e una preghiera, con poca serietà naturalmente. Se in futuro, studiando gli interni di chiese e palazzi, tenessimo d'occhio anche quello che calpestiamo con i nostri piedi, sarebbe già un risultato positivo del nostro convegno. E se i responsabili per la recente decorazione della sala d'attesa dell'aeroporto di Tessera, invece di una riproduzione della volta della libreria, applicassero sul pavimento foto di qualche bel pavimento veneziano, i turisti potrebbero evitare di calpestare quadri e personaggi che prima, almeno lo spero, avevano ammirati dal basso. E ultimo, i pavimenti, anche gli esemplari meno importanti, sono sempre più belli che non certi tappeti sotto i quali troppo spesso nelle chiese sono nascosti. Vi ringrazio.